Ciao, sono Domenico, ma in casa mi chiamano Menico. Ho 12 anni e abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io vivo con mia madre e mio nonno Maurizio, per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958. Settembre ormai è alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato. Andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. La nonna Bianca ci ha chiesto di andare a prendere il vitello nuovo per la stalla. Siamo arrivati a Riese. In questo comune le inondazioni del Muson erano particolarmente distruttive, come testimonia la signora Vilma, che ha vissuto qui per tutta la sua vita. Ha fatto danni tanti perché è andato dentro un paio di case, specialmente sulle case basse, l'acqua fa livello. Il paese era ancora unito perché cercava sempre di aiutare la gente. Guarda qui Menego, tra pochi giorni inizieranno a rifare gli argini, ci si prepara alla stagione delle piogge. Chi metteva il cemento, sabbia, perché io portava su, una volta era tutto con i carriolini, tutto a mano, tutto con la paia, tutto metteva per andare dalla parte l'altra, torni così per passare, se era acqua. Ma perché no? Se così te bei giocare quando il fiume è alto, se c'è un botto delle nieti bei. Ma come? Non lo sai che è pericoloso? Non puoi mica inventarti qualcos'altro? La nonna avrebbe tanto bisogno del tuo aiuto, per esempio a fare il pane. La vanduia è grande abbastanza per lavorarci in due. Prima cosa che si vanduia, perché dovevo andare a fare il pane dal fornaio, si fa, non come adesso che faceva a comprare ogni giorno. Se n'è stato come un cassone così. Tu fai sempre i soliti giochi. Hai mai provato a prendere i pesci quando l'acqua è bassa? Prova un giorno, poi li cuciniamo assieme. Dici dai che andiamo a pesci? E non mi ha detto che pescetti freschi. Qui era ben inquinato. A Riese, infatti, i ragazzi erano soliti giocare sul fiume, ad esempio con la corsa dei legnetti che partiva dal ponte di fronte al fienile, in via 13 aprile, ed ogni pomeriggio raccoglieva decine di ragazzini. Non era soldi, non era nada, non era niente. Ma poi giocavamo qua, quello era il passatempo, quello era stare insieme.